Economia del veneziano intanto in piena ripresa, è pronta a lasciarsi alle spalle la crisi del Covid, ma le aziende incontrano ancora difficoltà a trovare personale. L'allarme arriva da Confapi. Vediamo segnali veramente incoraggianti con dei ritmi produttivi che sono pre-pandemia. In confronto al 2019 segniamo dei picchi di produzione che vedono anche il più 10, più 15%, per cui probabilmente con fine anno riusciremo anche a recuperare quella perdita di PIL registrata nel 2020. La buona notizia è che l'economia del veneziano riparte con nuovo slancio. La brutta è che deve ancora confrontarsi con vecchi problemi, come la difficoltà a far incontrare domanda e offerta di lavoro. Un problema che penalizza da parecchio diversi comparti e che ha spinto Confapi Venezia ad aprire le porte a imprenditori, responsabili aziendali e professionisti della città metropolitana in una serie di seminari gratuiti in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Importanti ospiti che coinvolgeremo per parlare ai nostri imprenditori, ma anche i disoccupati, perché spesso questi due soggetti con difficoltà riescono appunto a interloquire e quindi c'è spesso un mismatch fra quello che è la richiesta e quella che è l'offerta di lavoro. Non c'è solo la difficoltà a far incontrare domanda e offerta di lavoro. A volte il problema è addirittura la mancanza di determinate figure professionali richieste dalle aziende, soprattutto quelle tecniche, ed è un fenomeno che pesa in un'economia che ha tra i suoi comparti più vivaci il manufatturiero. Figure di periti, figure di ingegneri scarseggiano proprio perché sono anche indirizzi scolastici sia di scuole medio superiori che universitarie che vedono sempre un calo di iscrizioni. Basti dare un numero a livello di confronto Italia-Germania. L'Italia sforna 80.000 tecnici l'anno, la Germania 800.000 e noi siamo la seconda manifattura europea dopo la Germania, ma abbiamo un gap impressionante di figure tecniche.